Roberto Bortolussi al 96esimo su rigore, il Friuli Venezia Giulia porta la contesa ai rigori, poi passa il Piemonte Valle d'Aosta. Cosa è mancato oggi? Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto? Allora, non mi è piaciuto l'approccio, diciamo, alla partita iniziale, perché secondo me abbiamo concesso troppo. Poi quello che mi è piaciuto è come hanno risposto ai ragazzi, andarci a credere fino alla fine. È venuto fuori un calcio di rigore che secondo me ci stava, perché la botta si è sentita, ma al di là di quello averci creduto fino alla fine. Dal dopo espulsione c'è stata questa risposta da parte dei ragazzi in superiorità numerica. Credo che il risultato sia giusto, anche perché nel primo tempo, che la squadra non mi è piaciuta, comunque abbiamo creato un paio di occasioni dove non le abbiamo sfruttate al meglio. La lotteria dei rigori è sempre un terno al lotto, quindi poteva andare a nostro favore o viceversa, e così è andata male. Prendiamoci questa come esperienza, come preparazione per il torneo delle regioni a fine marzo, in modo che siamo già una squadra competitiva per poter far bene. È giusto dire che è mancata la giusta cattiveria negli ultimi 16-20 metri, soprattutto dopo l'inferiorità numerica del Piemonte? Secondo me è sempre mancata questa mentalità, questa cattiveria. L'ho già detto nella partita d'andata e oggi non l'hanno dimostrato, diciamo, di entrare con quella mentalità giusta. La cattiveria che avevano loro su tutti i contrasti, quando esultavano su un contrasto vinto e fatto, cioè la mentalità non c'è ancora al 100%. Mi auguro che questo serva, questa esperienza serva per poterci migliorare anche su questo e per dare il massimo al torneo. Poi sapete anche voi che il torneo è sempre un punto di domanda. Puoi avere una squadra competitiva, ma nello stesso tempo poi puoi uscire anche al primo turno. E questa è la base di partenza in vista proprio del torneo delle regioni di marzo? Sì, sicuramente sì, qualche cosa, oggi non c'era qualcuno, diciamo, che magari ha meno presenza nella sua squadra, diciamo, come minutaggio. Oggi ho cercato di portare via chi aveva più minutaggio. Sicuramente c'è ancora qualcosa da valutare, quindi il cerchio non è chiuso, ma questo secondo me va a migliorare quali possono essere le qualità e soprattutto credo che sia questa esperienza credo che sia il valore aggiunto per i ragazzi, ma anche per le società, perché si troveranno dei ragazzi con un'esperienza superiore, da aver capito cosa vuol dire giocare a calcio a certi livelli, e sicuramente mi auguro che sia così.